Gentili amici di Veneto Globe, amici all'ascolto di Radio Conegliano, buongiorno e ben ritrovati da Michele Borella. Ben ritrovati nel nostro consueto spazio dedicato alle interviste. Abbiamo il piacere quest'oggi di ospitare con noi l'avvocato Giuseppe Nacci, delegato della Contribuenti Italia per la città di Pordenone. Buongiorno a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi cortesemente invitato. Io partirei subito con una domanda, avvocato. Che cosa può fare un privato cittadino o un'azienda nel momento in cui riceve una diffida di pagamento oppure un decreto ingiuntivo da una banca o da una società finanziaria? Tema questo purtroppo attuale per le varie vicissitudini che ogni giorno leggiamo nei giornali e sentiamo nei vari notiziari. Allora, io la ringrazio per la domanda, anche perché la domanda è l'occasione per spiegare in termini chiaramente succinti qual è la sfera di operatività della Contribuenti Italia, ma soprattutto per spiegare a chi ci segue da casa quali sono gli strumenti fondamentalmente che le persone, intendo la casalinga, il pensionato, piuttosto che il piccolo artigiano o addirittura il professionista in difficoltà, quali sono gli strumenti appunto che si possono attivare quando, ahimè, sempre più spesso si ha a che fare con banche finanziarie o con Equitalia. Le persone ricevono nella prassi ormai richieste di pagamento che dalle due o sono contenute in prime lettere di fide con le quali viene chiesto alla persona di pagare per esempio le rate scadute di un mutuo, pagare le rate scadute di un finanziamento o nel caso di Equitalia per esempio Equitalia si fa voce di recuperare per conto dell'Agenzia delle Entrate o di un altro creditore delle somme. Cosa fare in questo caso qua? Allora, primo consiglio che forse di giuridico ha ben poco ma che riguarda l'aspetto emotivo. Consiglio per esperienza personale a tutte le persone. So che non è facile, però nel momento in cui ricevete una richiesta di pagamento, una lettera, un decreto ingiuntivo, un atto giudiziario, non fatevi prendere dalla paura, rimanete fermi, ragionate e mettetevi in contatto con un professionista o con una struttura al cui interno ci sono dei professionisti seri e qualificati per capire innanzitutto se c'è una o più soluzioni e quali sono le soluzioni adatte al vostro caso. Allora, per essere concreti, mi capita spesso purtroppo di parlare con persone che mi portano ad esempio un decreto ingiuntivo. Nel decreto ingiuntivo, spiego rapidamente alle persone, è un provvedimento che viene emesso dal tribunale o dal giudice di pace su richiesta di un creditore, è un provvedimento che viene emesso senza il contraddittorio, cioè senza sentire il debitore, viene emesso su richiesta del creditore, per esempio sulla base di fatture che si legano per esempio a un contratto di mutuo. La persona riceve questo provvedimento, un contenuto in una busta verde, ovviamente ha paura, chiunque, evidentemente chi non è del mestiere avrebbe paura, all'interno di questo provvedimento c'è scritto creditore società X ingiunge e intima al signor Mario Rossi di pagare questa somma. Prima cosa, rivolgetevi chiaramente a una struttura qualificata, portate il provvedimento con tutti i documenti relativi alla persona. Avete 40 giorni di tempo per fare opposizione. Non commettete l'errore, che purtroppo vedo spesso e volentieri, di tenervi, come mi è capitato di vedere, nel cassettino per 20, 25, 30 giorni il provvedimento, pensando che tutto sommato nessuno si ricordi di voi, perché in realtà tutti si ricordano di voi. Prendete il provvedimento e portatelo ad una persona competente. Cosa facciamo e cosa faccio io poi nello specifico? Allora, io ho il brutto difetto di dire le cose come stanno alle persone, nel bene o nel male, ossia la prima cosa che faccio è capire se, nel caso per esempio di un provvedimento ingiuntivo, di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un contratto di mutuo o di un finanziamento o anche di un contratto di leasing per esempio, la prima cosa che faccio è analizzare, o meglio far analizzare da personale qualificato con cui si collabora e quindi persone che nella vita fondamentalmente analizzano anche tramite dei software particolari i contratti e analizzano i contratti per capire se questi contratti che voi avete firmato presentano delle clausole sospette, anomale, vessatorie, una delle tante.
Perché? Perché può succedere, e mi è successo, di riscontrare all'interno di contratti formalmente corretti, formalmente ineccepibili, la presenza di alcune clausole che poi si sono rivelate nulle, per esempio clausole al cui interno era previsto che tu dovessi dare dei tassi di interesse che però si sono rivelati tassi colpiti da usura, nel senso che andavano oltre il tasso soglia previsto per la legge, quindi erano interessi usurari, ma le persone non lo possono sapere da questo punto di vista. Allora noi cosa facciamo? Noi fondamentalmente poniamo al servizio della persona, questo è importante, questo si deve dire, una preanalisi a titolo gratuito. Quindi inizialmente non ci sono costi? No. Cos'è la preanalisi? La preanalisi è uno screening iniziale, una sorta di radiografia, la vogliamo chiamare così, del contratto di finanziamento, del contratto di leasing, del contratto di mutuo, per capire se quel contratto presenta a livello aritmetico-matematico, e questa è un'operazione che fa a titolo gratuito il perito con cui si collabora, per capire se c'è stato sforamento del tasso soglia, se c'è il cosiddetto anatocismo, cioè gli interessi che generano altri interessi. Aperta parentesi, è giusto dire, ed è utile dire, che il cosiddetto anatocismo, di cui le persone stranamente sanno tutto, perché si sente spesso parlare di anatocismo, interessi che generano interessi, è ritornato di nuovo in auge, perché di questi giorni ne avrete sentito parlare, il cosiddetto decreto legge varato dal governo in materia di riforma del credito cooperativo, che contiene al suo interno anche una, lo diciamo per chi vuole andare a vedere, una modifica dell'articolo 120 del testo unico bancario. Di fatto viene reintrodotto, seppur su base annuale, l'anatocismo, cioè interessi che generano altri interessi. Quindi l'anatocismo, l'usura e tutta una serie di altre questioni che vengono analizzate a titolo gratuito. Cosa succede? Succedono due cose poi. La prima ipotesi è che all'esito della preanalisi gratuita non venga trovato nulla. Ahimè, si direbbe, ma non viene trovato nulla. In quel caso poi bisogna chiaramente valutare se il contratto è regolare, quali sono le possibilità a questo punto per gestire il debito verso la banca che ha fatto il decreto ingiuntivo. In questo caso le possibilità sono fondamentalmente a fronte per esempio di un contratto che non può essere contestato, e magari se non ci sono altri motivi di contestazione la possibilità è quella chiaramente di andare a trovare un accordo con la banca o con la finanziaria, definendo delle due, o un piano di rinegoziazione, che vuol dire quindi rinegoziare, rimodulare il piano spostando in avanti la scadenza e magari ribassando le rate, o definendo a saldo e straccio. Questo se però evidentemente non troviamo motivi di contestazione del contratto. Se viceversa, come mi capita, ci sono motivi di contestazione, allora succede questo, le persone lo devono sapere. La preanalisi a titolo gratuito ti dice quello che è stato trovato, a quel punto la preanalisi è fondamentalmente un foglio di carta con tutta una serie di indicazioni aritmetiche, eccetera, che però necessita, per essere utilizzato in una causa, nella causa di opposizione, come si dice al decreto ingiuntivo, necessita quella preanalisi di essere accompagnata da una perizia. Poi la perizia chiaramente ha, in quel caso, dei costi che vengono concordati col perito. La perizia è fondamentale nelle cause, tra virgolette, in cui la tua controparte è una banca o una finanziaria, perché la perizia ti permette anche all'avvocato, ma permette in primo luogo di capire quali sono gli elementi che il perito ha individuato e che non sono conformi a legge, usura, anatocismo e quant'altro, elementi che poi tramite la perizia vengono sviluppati nella causa. Una buona perizia è, direi fondamentalmente, un ottimo punto di partenza per poi andare a gestire il contenzioso con la banca. Una cattiva perizia equivale a una mancata perizia, e quindi il consiglio personale che io do sempre alle persone: rivolgetevi a chi queste cose le conosce e a chi queste cose chiaramente le fa ogni giorno e in qualche modo quindi ha una conoscenza di una materia peraltro complessa. Una domanda, avvocato, se il contribuente prima aderisce ad un pagamento, seppur evidentemente anche in modo laterale, è possibile in un secondo momento analizzare la faccenda ed eventualmente intervenire?
Ma aderisce in che senso? Ad un pagamento rateale? In che misura? Nella misura in cui Equitalia, piuttosto che un'altra realtà, richieda il pagamento di un leasing piuttosto Sì, che... allora, diciamo questo, succede... Intanto aderisco, ecco. Allora, E poi andiamo a vedere se ve li devo dare questi soldi oppure no. no, allora, diciamo questo, allora, io sono, la mia impostazione è questa qui. Allora, prima di intraprendere qualunque tipo di iniziativa, se dovete farlo, lo dovete fare dopo che un professionista vi ha consigliato, perché è giusto sapere che nel momento in cui firmi un piano di rientro, firmi un accordo per pagare, evidentemente firmi, nel caso del piano di rientro, un impegno vincolante, e quindi devi anche sapere che se poi tu intendessi, magari anche perché le tue condizioni economiche peggiorano, a mettere in discussione quel piano, chiaramente si generano delle conseguenze. Una delle conseguenze che spesso capitano è che hai concordato, che ne so, 20, 25, 30 rate di rientro di un piano e all'interno del piano c'è la postilla che qualcuno forse non legge, per cui nel caso di mancato pagamento di 1/2 rate, salta il piano e l'ente creditore, la banca, ha la possibilità di chiederti il rientro di tutto l'importo. Quindi è evidente che prima di fare questo tipo di operazione bisogna farsi, come dire, coadiuvare da un consulente e da un professionista. Ecco, quindi i nostri ascoltatori hanno bisogno di avere ben presente quali sono i passi da fare. Allora, succede, arriva una comunicazione, che cosa può fare una persona gravata da numerosi debiti? Si parla sempre più spesso della legge numero 3 del 2012. Di cosa si tratta e soprattutto che cosa deve fare il cittadino? Allora, la prima cosa, quando riceve una comunicazione, mettersi in contatto, ripeto, con una struttura, con dei professionisti. Lasciarsi guidare, farsi consigliare. Lasciarsi guidare, allora portare in prima battuta tutta la documentazione. Mi capita spesso che le persone portino la documentazione a pezzi. Chi vi segue è un amico, non è un nemico, quindi vi dovete portare tutte le carte, il contratto di mutuo, gli estratti conto, tutto quello che riguarda la vostra vita, diciamo, professionale e che ha portato a quel debito. Allora, le soluzioni poi sono diverse. Lei accennava giustamente ad una legge di cui ultimamente si comincia giustamente a parlare, ancorché la legge sia del 2012. La legge 3 del 2012 è stata uno dei primi provvedimenti varati dal governo Monti. Venne chiamata, in realtà le persone la conoscono volgarmente come legge salva suicidi, ma questo termine in realtà venne coniato perché all'interno di quella legge si vedeva la possibilità di riuscire a tagliare, mi permetta questa espressione, una percentuale dei tuoi debiti e di continuare a riprendere a respirare. In questo senso. Allora, oggi questa legge fondamentalmente è entrata a regime, come si dice, perché l'anno scorso, nel 2014, tecnicamente è stato varato un decreto ministeriale e sono entrati in vigore gli organismi di composizione della crisi. Per essere veloci, cosa prevede questa legge? Questa legge è fondamentale perché si rivolge fondamentalmente a tutti quei soggetti che fino a poco tempo fa non potevano fallire. Cioè a chi? Al consumatore, al pensionato, all'imprenditore agricolo, al professionista, a tutti quei soggetti oberati e che, diversamente per esempio da una società di capitali che in presenza di certi requisiti può accedere ad un concordato o a un fallimento per cui, tra virgolette, come dire, rimodulare tutto il suo debito, le persone normali, il pensionato, oggi non aveva la possibilità, magari aveva sottoscritto un finanziamento con una finanziaria, non aveva la possibilità di ridurre e rimodulare questo debito. Questa legge qui è importante perché di fatto prevede 3 strumenti, sottolineo 3 strumenti a disposizione dei soggetti che io le ho appena indicato, cioè l'imprenditore agricolo, il professionista, la casalinga, il consumatore, cioè la persona fisica che ha contratto debiti al di fuori dell'attività professionale, e permette cosa? Permette fondamentalmente di arrivare in presenza di certi requisiti a operare una falcidia, cioè a tagliare con l'intervento del tribunale
una presenza di debiti che lui non riesce oggettivamente a pagare perché le sue condizioni di reddito non sono proporzionate a quei debiti. Allora, la prima soluzione si chiama piano del consumatore, è giusto che le persone memorizzino questa parola, piano del consumatore. Fondamentalmente il piano del consumatore è una proposta che viene predisposta dagli organismi di composizione della crisi e che permette alla persona, in qualche modo, documentando le sue entrate e documentando anche in maniera precisa tutti i suoi debiti, anche con le dichiarazioni di redditi degli ultimi 3 anni, permette in qualche modo di presentarsi, mi permetta questa espressione, di presentare questa proposta ad un tribunale, il quale poi valuterà se la proposta è fattibile, se la proposta è meritevole, se la persona ha contratto dei debiti e se li ha contratti in maniera non colposa, nel senso che non sono debiti che lui ha contratto per negligenza, ma sono debiti, come dire, che ha contratto per forza di cose e questi debiti sono in qualche modo sostenibili con il suo reddito. Se questa cosa sia certa, è possibile, se il tribunale del luogo di residenza della persona lo decide, se il tribunale omologa, è possibile arrivare a soluzioni interessanti. Io mi permetto di ricordare, ad esempio, che nel 2014, facendo applicazione della legge 3 del 2012, il Tribunale di Busto Arsizio, ad esempio, in presenza di un consumatore, di una persona che aveva un debito con Equitalia di 87.000 euro per tributi non pagati, ha tagliato l'87% del debito. Di fatto da 87.000 siamo arrivati a qualificare il debito in 11.200 euro. Lei capisce che tagliare l'87%, però ripeto, bisogna stare attenti su una cosa, cioè non tutti coloro, per quanto consumatori, che hanno un debito possono accedere a questa procedura. Serve la verifica precisa e certosina di tutti i requisiti e per questo serve comunque rivolgersi anche a chi professionista, conosce la materia, documentazione alla mano e capire se c'è la possibilità. Ma è una possibilità in più, perché ripeto, nel momento in cui per esempio non ti puoi opporre a un decreto ingiuntivo o ad esempio la banca non accetta il piano di rientro, non c'è la possibilità di trovare l'accordo, con il piano del consumatore, tramite il tribunale, si può senza il consenso, attenzione, senza il consenso del creditore, che è una novità straordinaria, arrivare a tagliare una parte, addirittura le ho detto, l'87% come deciso da Busto Arsizio. Quindi quello che voglio dire è che oggi come oggi ci sono gli strumenti per definire le posizioni di debito, però bisogna stare attenti, uno, a non farsi, tra virgolette, abbindolare, mi scusi il termine, da chi propone soluzioni fantasiose perché non ce ne sono, capire se c'è la soluzione, non sempre c'è la soluzione, però affidarsi a chi queste cose le conosce e non le gestisce quotidianamente. Avvocato, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Prima di salutarla, come può fare un nostro amico all'ascolto e in visione per contattarvi e per chiedere qualche informazione? Allora, per quanto riguarda internet, quindi il sito internet di riferimento, ormai tutti quanti utilizziamo internet, www.confocontribuentiitalia per ogni tipo di informazione, in questo caso la sede è a Pordenone, in Viale Grigoletti numero 14, riferimenti telefonici sono il 347 32 29 248 o per chi chiaramente gradisse chiamare direttamente presso la sede 0434 3703 32. E qui poi chiaramente potrete contattare la struttura e, ripeto, parlare a quattro occhi e capire se c'è la possibilità di gestire e come al meglio la vostra situazione. Ecco, lo ribadiamo, senza impegno. Assolutamente, la consulenza a titolo gratuito, le preanalisi sono a titolo gratuito. Grazie, ringraziamo l'avvocato Giuseppe Nacci, delegato della Contribuenti Italia per la città di Pordenone. Grazie avvocato per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Noi evidentemente ci auguriamo di ritrovarla ancora come nostro ospite nel nostro spazio riservato alle interviste. Grazie a tutti gli amici di Veneto Globe che ci hanno seguito e grazie a tutti gli amici di Radio Conegliano per averci ascoltato.